Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto, gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, edizione della sera del nostro audio-video giornale. Apriamo subito con la cronaca, purtroppo una tragedia nel primo pomeriggio di oggi lungo il fiume Isonzo, nei pressi di Salcano, dove si trova il centro kayak meta estiva per molti turisti transfrontalieri in Slovenia, a meno di 1 chilometro dall'ex confine di Stato. Un ragazzino di 13 anni, residente nella zona della Gorisca, è annegato dopo aver fatto un tuffo nell'acqua. All'improvviso la tragedia. Gli amici che si trovavano con lui in compagnia non lo hanno più visto riemergere in superficie. In quel punto l'Isonzo è molto impervio e il formarsi di mulinelli non lascia scampo nemmeno a nuotatori di una certa esperienza. Immediati sono scattate i soccorsi che hanno impegnato sul fronte italiano i vigili del fuoco del comando provinciale di Gorizia. Il corpo senza vita è stato ripescato proprio nei pressi in cui il fiume entra in Italia. Il personale sanitario ha cercato di rianimarlo, ma non c'era più nulla da fare. Indaga la polizia del commissariato di Nova Gorica. Adesso ci trasferiamo sul fiume Tagliamento per dire che un ragazzino di 15 anni ha riportato la frattura della caviglia mentre si trovava nel fiume Tagliamento a Ronchis. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi. Il quindicenne si è tuffato in acqua cercando di afferrare un ramo, ma questo al momento dell'impatto si è spezzato e il ragazzo è finito rovinosamente in acqua in un tratto decisamente poco profondo. Subito è stato dato l'allarme, sono attivati i soccorsi, il recupero del giovane e il suo trasporto in ambulanza al vicino nosocomio di Latisana. Sul posto anche l'elicottero dei vigili del fuoco di Venezia, che hanno operato insieme ai colleghi del distaccamento di Latisana. Per fortuna il ragazzo è fuori pericolo di vita, tanta paura per lui. E adesso parliamo del Far East perché ci siamo e dunque sarà la Spy Story Cliff Walker di Zhang Yimou a segnare domani la notte d'apertura della 23esima edizione del Far East Film Festival che proseguirà a Udine dal vivo e anche online fino al 2 luglio prossimo con 64 titoli da 11 paesi dell'Asia, più di 50 eventi nel cuore della città. Una preziosa International Festival Premiere che alle 21:45, hanno fatto sapere gli organizzatori, terrà ufficialmente a battesimo la nuovissima arena all'aperto allestita sul prato del cinema visionario Udine con 400 posti, uno schermo gigante di 12 metri e 5 pollici. E adesso cambiamo argomento, andiamo in regione. Stiamo costruendo il Friuli Venezia Giulia dei prossimi 20 anni con uno sforzo corale straordinario, frutto di una mediazione responsabile fra le diverse componenti che lascerà i suoi effetti positivi in favore dell'intera comunità regionale. Con queste parole l'assessore alle finanze Barbara Zilli ha concluso il suo intervento in occasione della discussione in Consiglio regionale della risoluzione sessione europea 2021, indirizzi relativi alla partecipazione della Regione alla fase ascendente del diritto dell'Unione Europea. Come istituzioni, ha affermato Zilli, stiamo lavorando insieme per cogliere un obiettivo alto e ambizioso, dimostrando di avere a cuore innanzitutto lo sviluppo del nostro territorio. E con questa notizia chiudiamo qui la pagina informativa della sera, chiaramente tutti gli aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi, cari amici vicini e lontani, la più cordiale buonasera.
Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.